Riccardo Moreo, dunque dal nord al più sud non si può. Sì, esatto, arrivo in un posto dove il calcio viene visto come una grande cosa, c'è grande affettamento verso questa maglia, infatti sono molto felice di questo e spero di far bene per questi colori. L'Albino Leffe è una squadra che si è distinta sempre nei vari campionati che ha disputato. Là sei cresciuto. Sì, sono cresciuto all'Albino Leffe, sono arrivato da un settore giovanile come il Milan, quindi comunque non è stato per niente non è stato difficile. Sono contento di essere arrivato là e aver fatto tutte le trafile, avendo vinto anche lo scudetto Beretti, poi sono riuscito anche a esordire in prima squadra, quindi sono soddisfatto di questo. Come sta in salute l'Acragas? No, l'Acragas è in salute, è convinta della propria forza e non vede l'ora di scendere in campo sabato. Un pari intanto a Monopoli che diciamo che ci sta molto stretto, perché il primo tempo abbiamo fatto una partita ordinata, è vero, magari in qualche azione siamo stati un pochino, abbiamo avuto un po' di superficialità, però abbiamo tenuto soprattutto il primo tempo bene sugli esterni e dopo abbiamo portato la partita al secondo tempo dove siamo riusciti a creare gioco, per quello dico che il pari ci sta un pochino stretto. Adesso abbiamo subito la possibilità di recuperare e cercare i 3 punti che sono fondamentali, perché questa squadra ne ha bisogno dei 3 punti. Già con un pari il morale si è già risollevato, io credo che con i 3 punti arriverà anche una prova di certezza della forza della squadra. Parliamo un po' di te, dove sei cresciuto? Chiaramente sappiamo che sei stato anche a Messina. E poi qui con l'Acragas come ti trovi? Sì. Io allora sono cresciuto nelle giovanili del Portogruaro e dell'Udinese, poi ho militato 2 anni in Serie D facendo una cinquantina di presenze tra Union Pro, Clodiense e Mestre, e poi l'anno scorso sono approdato a Messina, prima col mister Marra però che è durata poco, e poi col mister Lucarelli, dove diciamo all'inizio ho fatto un pochino di fatica perché la squadra era già diciamo assemblata, però sono riuscito a ritagliarmi un po' di spazio e mettermi in mostra, anche per avere l'opportunità di essere venuto qui con mister Di Napoli e il suo staff e la squadra e la società che mi hanno voluto, e sono molto contento di essere qua. Spero di dare il mio contributo a questa società e a questa squadra per portare insomma questa salvezza sicuramente il prima possibile, poi guardiamo agli obiettivi futuri.